al di là di me, Marrone o dei nomi, credo che qua faccia differenza, come ho sempre puntualizzato, gli atteggiamenti. Gli atteggiamenti sono stati positivi, gli atteggiamenti sono stati giusti da parte di tutti, c'è stato sacrificio, c'è stata quell'attenzione che in tante situazioni magari a volte non c'è stata e che poi fa la differenza. È un tema tattico che il mister starà sicuramente valutando. Credo che la qualità e la mole di gioco che ci ha fornito il 3-4-3, quello di domenica, è stata positiva, nel senso che siamo andati in un campo difficile a proporre il nostro gioco, a creare e quindi c'è del positivo soprattutto in quella partita. Poi sarà il mister a valutare, ha sempre valutato nel migliore dei modi, quindi siamo a completa disposizione. Il salto di categoria è inevitabile che porta a delle difficoltà ulteriori. In Serie B potevamo, per caratura nostra, per qualità di tanti nostri giocatori, potevamo anche giocare non al 100% e magari qualche partita andava bene. Qua noi non ce lo possiamo permettere, bisogna cercare di essere sempre al 100% e a volte non basta. Sì, vabbè, viene da 10 vittorie e un pareggio, quindi è mission impossible, però ce la giocheremo, cercheremo di andarla con tanta umiltà, con la consapevolezza che affrontiamo probabilmente la squadra più in forma e più forte in questo momento. Noi bisognerà mettere in campo quelle che sono le nostre armi, sacrificio, corsa, saper soffrire, perché soffriremo credo per tanti minuti la partita, e cercare di sfruttare al massimo, al 100%, quelle pochissime, credo, o rare occasioni che ci concederanno. Me l'immagino immenso, perché dalla TV mi sembra gli stadioni più grandi, con la pista, con tutto, credo che sia pazzesco, come lo è stato il San Paolo. Credo che l'Olimpico sia di una bellezza incredibile. C'è tanta voglia di andare a giocare, sapere credo che la consapevolezza di sapere che è una partita impossibile e difficile renda tutto ancora più bello e magari ancora più attento, con maggiore attenzione, con maggiore concentrazione. Questo credo che faccia solo bene.